Buongiorno, oggi è venerdì 1 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.03. La luna si leva alle 18.42 e cala alle 5.42. Oggi la Chiesa celebra San Giuseppe Lavoratore, il falegname di Nazaret che con umiltà provvide alle necessità della Sacra Famiglia, diventando simbolo della dignità di ogni mestiere. Il 1 maggio è la festa dei lavoratori. Questa ricorrenza nasce per onorare le battaglie sindacali che hanno garantito diritti fondamentali, come la giornata lavorativa di 8 ore. Tutto iniziò a Chicago nel 1886 con la rivolta di High Market, una protesta pacifica che sfociò in tragici scontri. Oggi questa festa è un momento per riflettere sul valore del lavoro e sulla sicurezza che deve sempre accompagnarlo. Leonardo Bonucci compie oggi 39 anni. Pilastro della difesa azzurra e della Juventus con cui ha vinto scudetti a ripetizione, Bonucci resta uno dei difensori più tecnici della sua generazione. Protagonista del trionfo a Euro 2020, la sua grinta e i suoi lanci millimetrici lo hanno reso un leader indiscusso del calcio moderno. Robby Facchinetti celebra oggi i suoi 82 anni. Voce e anima dei Pooh, ha segnato oltre 50 anni di musica italiana. Con la sua estensione vocale e i suoi successi immortali da Piccola Katie a Uomini Soli, Facchinetti continua ad essere un punto di riferimento per il pop rock d'autore nazionale. Violante Placido festeggia oggi 50 anni. L'attrice e cantante italiana raggiunge il traguardo del mezzo secolo confermando il suo talento internazionale. Capace di passare con disinvoltura dal cinema d'autore a grandi produzioni di Hollywood accanto a star come George Clooney, Violante rappresenta un'eccellenza italiana nel mondo. Il 1 maggio 1941 a New York veniva proiettata per la prima volta Citizen Kane, il quarto potere. Orson Welles a soli 25 anni rivoluzionò il linguaggio cinematografico con tecniche di ripresa e narrazione mai viste prima. Ancora oggi la critica mondiale lo posiziona quasi unanimemente in cima alla classifica dei film più belli di sempre. Secondo diversi studi scientifici, lo schermo di un cellulare può ospitare fino a 10 volte più batteri di una tavoletta del bagno. Lo tocchiamo continuamente, lo appoggiamo ovunque e il calore della batteria crea l'ambiente perfetto per i germi. Il 1 maggio 1994 il mondo della Formula 1 si fermò. Sul circuito di Imola, durante il Gran Premio di San Marino, il leggendario Ayrton Senna perdeva la vita a causa di un terribile incidente alla curva del Tamburello. Aveva solo 34 anni. La scomparsa del brasiliano portò ad una rivoluzione totale dei sistemi di sicurezza del mondo delle corse, ma lasciò un vuoto incolmabile nel cuore degli sportivi. Perché diciamo Tizio, Caio e Sempronio? Utilizziamo questi nomi per indicare persone generiche, proprio come gli inglesi usano Tom, Dick e Harry. Questi 3 nomi derivano dalla pratica dei giuristi medievali, attorno al 1100, che li utilizzavano come esempi nei manuali di diritto. Titius, Gaius e Sempronius sono così passati dalle aule dei tribunali di secoli fa alle nostre chiacchiere quotidiane. Vincenzo Cardarelli, un uomo che ha trasformato il dolore in poesia. Nato povero, figlio illegittimo e segnato da una malformazione al braccio, scappò a Roma con la sola licenza elementare, eppure divenne un pilastro del giornalismo e della letteratura fondando la rivista La Ronda. Cardarelli visse una vita di profonda solitudine, definendosi un cinico che ha paura del buio, trovando solo nella scrittura il rimedio alle ferite di un'infanzia difficile. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Nessun lavoro è insignificante, tutti i lavori che elevano l'umanità hanno dignità ed importanza. Con questo pensiero dedicato a chi lavora con passione vi auguro un sereno 1 maggio. Anche noi continuiamo il nostro impegno quotidiano per portarvi ogni mattina curiosità e storie nuove. Vi aspetto domani con l'Almanacco, sempre qui alla stessa ora. Buona festa dei lavoratori dalla vostra Jaire.